Buonasera da Chioggia, assessore Marangon. Cos'è questa figura del Health City Manager, questa figura di professionista che avete introdotto nel vostro comune? Ora, questa figura che è l'Health City Manager e si occupa del benessere del cittadino a 360 gradi. Quindi è stata inserita all'interno dei servizi sociali e all'interno del segretario sociale che è partito dal 1° settembre. Che compito avrà? Avrà il compito un po' di coordinare l'attività amministrativa sulle varie fasi, le varie progettualità in essere, quindi migliorare le condizioni di vita in generale, prevenire a livello generale le possibili patologie anche, parliamo anche proprio di salute, proprio migliorare le situazioni di difficoltà che la persona potrà andare incontro. Nello stesso tempo fare attenzione a tutte quelle fragilità, quindi disabilità, quindi anziani, quindi qualsiasi situazione appunto fragile, quindi tutti gli interventi nostri dovranno essere indirizzati affinché questo possa essere un vantaggio per le persone in difficoltà. Farete dei punti d'ascolto in varie parti della città? No, ora diciamo che adesso c'è veramente la prima fase, proprio ai primi giorni diciamo, di scuola, diciamo così, quindi dovremo elaborare una serie di dati, naturalmente questa è una persona che viene da fuori, che è preparata per questa cosa, quindi ci dirà che dati servono, prenderà contatto con le varie associazioni, col mondo della scuola, con le associazioni dello sport e quindi dopo aver monitorato tutto il nostro territorio potremo dire su che linea muoversi. È chiaro che è una cosa che ci vorrà del tempo, è una cosa che andremo a step, quindi faremo un passo alla volta. La figura che avete individuato come si chiama? Allora, è il dottor Stival Gilberto, lui è insegnante di educazione fisica, anche fisioterapista, oltre al titolo appunto di Health City Manager e non solo, anche il titolo di Disability Manager, però diciamo in questo momento si dedicherà appunto alla figura di Health City Manager.